Quale futuro per il centro civico e il teatro del Parco della Bissuola di Mestre? La giunta Brugnaro, attaccano dal fronte PD, ha avviato campagne antidegrado come la demolizione dei cosiddetti cubi, costata circa 80.000 euro, senza sortire effetti significativi nella lotta allo spaccio di stupefacenti. Le politiche del comune, sostiene Monica Sambo, dovrebbero essere altre. All'interno del centro civico vi erano tutta una serie di servizi di cui il cittadino poteva fruire. Ecco, questi servizi sono stati tutti cancellati, tranne il servizio di biblioteca che però purtroppo attualmente ha un orario assolutamente ridotto rispetto al passato. La biblioteca, una volta aperta anche la mattina, ora solo al pomeriggio, a volte è chiusa per carenza di personale. Chiusi sono gli uffici dell'anagrafe e il presidio dei vigili. Inutilizzati, continua l'esponente del PD, il centro civico e il teatro. L'arrivo di fondi europei permette un recupero delle strutture, un recupero che dovrebbe avvenire in un percorso condiviso con i residenti. L'unico modo per la lotta al degrado e all'insicurezza della città avviene non solo attraverso l'aumento dei vigili, come pensa questo sindaco, e di fatto però la situazione appunto non è cambiata, ma attraverso la rivitalizzazione degli spazi. Per promuovere la rivalorizzazione della zona del parco e la richiesta del PD bisogna ascoltare le esigenze e le proposte dei mestrini. Gli scout di Mestre hanno depositato circa 500 firme per chiedere appunto un percorso partecipato per garantire una scelta collettiva della fruizione del parco, sottolineando che molti cittadini richiedono non solo la riapertura dell'anagrafe, ma anche la possibilità di utilizzare gratuitamente spazi pubblici ed è questo che dovrebbe fare un'amministrazione.